Bentrovati, buon sabato telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per oggi per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Numerosi collegamenti da tutto il nord-est. Vi racconteremo quello che sta succedendo in questo weekend di luglio. Non possiamo non iniziare dalla notizia che è stata formalizzata ieri sera dalla Procura della Repubblica di Rovigo. Parliamo di maltrattamenti all'asilo. Avrebbero instaurato un clima di paura nella scuola dell'infanzia in cui prestano servizio a Poleselli, in provincia di Rovigo, 3 insegnanti che sono state sospese per un anno. La misura cautelare richiesta dalla Procura polesana e accolta dal GIP in seguito all'interrogatorio dell'indagata è stata eseguita dai carabinieri di Polesella. L'ipotesi accusatoria nei confronti delle 3 maestre di 61, 58 e 44 anni è di maltrattamenti continuati in concorso tra loro ai danni e in presenza di minori che frequentavano la scuola e con abuso di poteri inerenti un pubblico servizio. I fatti sarebbero avvenuti più volte, accertati nel 2024. A dare il via alle indagini la denuncia di un genitore. I carabinieri hanno raccolto diverse testimonianze valorate da intercettazioni audio e video nella scuola. Sono stati documentati strattonamenti, mortificazioni, frasi umilianti. I bambini tra i 3 e i 5 anni erano quotidianamente ripresi con urla, ingiurie, umiliazioni, la prospettiva di castighi come la sottrazione delle scarpe di un pupazzetto o il temporaneo isolamento dal gruppo, situazioni che comportavano, così recita la nota della Procura della Repubblica di Rovigo, sofferenze morali e anche fisiche ai piccoli, vulnerabili e incapaci di difendersi. L'interdizione degli insegnanti è stata decisa non solo per i pesanti indizi emersi nei loro confronti, ma anche per evitare la reiterazione di comportamenti simili e per il fatto che le indagate hanno contratti a tempo indeterminato, risultando ancora in servizio. Di questo caso lo possiamo vedere dal Gazzettino.it, ne stanno parlando tutti, non solo a livello locale. Abusi e maltrattamenti sui bambini, sospese 3 maestre dell'asilo, un vero e proprio caso. Fra poco ci collegheremo, vi do qualche anticipazione, con Dosson di Casier per un'aggressione particolarmente violenta avvenuta nella giornata di ieri ai danni di 2 coniugi. Anzi, la vedo già pronta la nostra Marta Marangon con Alberto Pivetta da Dosson di Casier, quindi è giusto che ci racconti lei le sequenze che si sono vissute ieri a Dosson. Marta, buongiorno. Sì, buongiorno Cristian, buongiorno a te, ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Sì, proprio di sequenze si tratta, perché l'aggressione ai 2 coniugi è stata preceduta da un'altra aggressione, lo abbiamo appreso proprio ora. Siamo in piazza a Dosson di Casier, qui come vedete c'è il comune, questa è la piazza, il supermercato, il bar Da Vinci. Ebbene, che cosa è successo? Giovedì sera intorno alle 21, orario di chiusura del bar Da Vinci che vedete qui alle mie spalle, mentre alcuni clienti stavano per terminare la consumazione all'esterno nel plateatico, si è avvicinato un giovane a 27 anni, aveva il cane al guinzaglio, in mano un cartone di pizza, era evidentemente in forte stato di alterazione ed ha cominciato prima a inveire contro gli avventori del bar, 3 ragazzi appunto, poi ha cominciato ad aggredirli, sono partiti degli schiaffi, c'è stata una colluttazione che poi si è conclusa in breve con questo giovane che se n'è andato. Che cosa ha fatto? Ha iniziato a camminare, ha proseguito lungo questa via che attraversa il centro praticamente del paese di Dosson. Lì in fondo, come vedete, oltre il parcheggio inizia Viale Europa, un viale di villette, di palazzine che porta poi verso la campagna di Casier. Bene, durante la passeggiata il giovane, il 27enne che aveva il cane al guinzaglio, ha incrociato una coppia di coniugi che risiedono poco distante, erano a passeggio con i loro 2 cani. Il ragazzo, che appunto come dicevo
aveva al guinzaglio il proprio cane ha iniziato a maltrattare pure il cane. È stato rimproverato, redarguito dai coniugi ed ha reagito con violenza anche in questo caso. Ha preso a schiaffi l'uomo, ha dato degli spintoni alla signora. Qualcuno ha notato naturalmente quanto stava accadendo, sono stati nel frattempo avvisati i carabinieri che sono arrivati sul posto. Il giovane se n'era già andato, ma attraverso le testimonianze raccolte, poi il riconoscimento fotografico, sono riusciti a rintracciarlo. Ebbene, il giovane verrà deferito all'autorità giudiziaria per l'aggressione, ma anche in base alla nuova legge per maltrattamento di animali. Peraltro abbiamo sentito al telefono anche il sindaco Renzo Carraretto, che quest'oggi è fuori paese, e ci ha detto insomma che questa persona, questo giovane che risulta domiciliato a Dosson, è un giovane insomma problematico, una persona che peraltro era già attenzionata dai carabinieri per altri episodi precedenti. Appunto, come dicevamo, verrà denunciato e la coppia di giovani ha presentato il giorno successivo, cioè ieri, la denuncia per l'aggressione subita presso la stazione appunto dei carabinieri qui di Dosson. Vedremo quindi se ci saranno poi degli ulteriori sviluppi anche circa la presenza di questo 27enne in paese, perché appunto a quanto pare non è nuovo a episodi diciamo di disturbo, mai comunque si era arrivati come è accaduto appunto l'altra sera alla violenza brutale alle mani. Per ora da Dosson è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie davvero Marta per questa ricostruzione da Dosson di Casiera. Marta Marangon con Alberto Pivetta, in regia Mattia Pizzaia e Alessandro Granziera. Torniamo sulla tragedia di ieri ai Murazzi verso le 15 dietro via Malamocco in località Terre Perse al Lido di Venezia. Un turista 70enne si è accasciato al suolo mentre stava facendo una passeggiata insieme alla figlia. L'uomo è stato colto da infarto, immediatamente sono stati allertati i soccorsi, ma non c'è stato nulla da fare. È stato chiesto l'intervento anche dell'elisoccorso arrivato dal Cafoncello di Treviso, ma appunto l'uomo era già morto. Nel Vicentino ora, operazione antidroga del nucleo operativo speciale della polizia locale. Gli agenti hanno arrestato una giovane pusher che spacciava cocaina nel quartiere di San Pio X. Daniele Garbin. Irruzione degli agenti di polizia locale del NOS in un appartamento di un 19enne nel quartiere San Pio X. Le ripetute segnalazioni di residenti e dei servizi sociali circa movimenti sospetti per spaccio di droga avevano convinto gli inquirenti sulla necessità di verificare la situazione. Fondamentale la presenza del cane antidroga Aria, che ha condotto i poliziotti all'armadio della camera da letto del giovane. Nascosti in un giubbino invernale 3 involucri di nylon contenenti complessivamente oltre 30 grammi di cocaina purissima, da cui ricavarne 150 dosi per un valore di oltre 3.000 euro. Lo spacciatore è stato infine arrestato. Sempre nel Vicentino, un arresto e 2 stranieri denunciati. Questo è il bilancio di una perquisizione effettuata dai carabinieri in un immobile di Monticello con Teotto. I 3 uomini sono pregiudicati per reati connessi allo spaccio di droga. È stato condotto direttamente in carcere uno spacciatore pregiudicato, 30enne cittadino nigeriano, che deteneva oltre mezzo chilo di marijuana e materiale per il confezionamento delle dosi. L'uomo si trovava in un appartamento a Monticello con Teotto, in compagnia di altri 2 pregiudicati extracomunitari. I carabinieri li hanno sorpresi nel corso di una perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica di Vicenza, che indagava sul titolare dell'abitazione, un cittadino della Nigeria di 28 anni. L'operazione dei militari è stata affiancata dal nucleo cinofili di Torreglia. Nell'immobile gli uomini dell'Arma hanno rinvenuto rotoli di cellophane e carta stagnola impiegati nel confezionamento delle dosi e 3.700 euro ritenuti provento di spaccio. In casa anche un 37enne della Sierra Leone trovato con 7 grammi di marijuana. Oltre all'arresto, i carabinieri hanno denunciato per spaccio di stupefacenti anche gli altri 2 pregiudicati.
2 arresti per droga a Padova durante i controlli in città. Mercoledì pomeriggio gli agenti della squadra mobile durante un servizio sulla lungargine Codotto e Maronese hanno arrestato un 30enne tunisino richiedente protezione internazionale che stava spacciando eroina a una donna. In tasca altro denaro provento di spaccio. Identificato e portato in questura, visti i suoi precedenti, è stato arrestato, verrà espulso dal territorio nazionale. Giovedì sera all'Arcelle invece i poliziotti hanno arrestato un 54enne tunisino notato mentre avvicinava delle persone per vendere sempre della droga. Seguito fino alla sua abitazione, in casa sono stati trovati oltre 12 grammi di cocaina nascosti in cantina, un bilancino di precisione, materiale da confezionamento e oltre 6.000 euro in contanti nascosti in un cassetto del comodino della camera da letto. E noi adesso ci colleghiamo con la questura di Padova, con la nostra Valentina Visentin che si trova con Christian Roque Allende per la parte tecnica. Parliamo delle scritte che sono apparse contro la polizia, si alza il livello di allarme e di allerta, ma come vedete Valentina Visentin è con il questore Odorisio. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno da Padova, lo avete ben detto, dopo i 3 striscioni rinvenuti a distanza di poche ore uno dall'altro in città con scritte e minacce e offese alla polizia ma anche alle forze dell'ordine e alla magistratura, si alza l'allerta in città. Questa mattina il prefetto di Padova Giuseppe Forlenza ha convocato un vertice d'urgenza che ha riunito i vertici delle forze dell'ordine per confermare le misure di sicurezza e di controllo che già ieri il questore Marco Odorisio aveva disposto dopo il rinvenimento del primo striscione. Ma qui con me c'è proprio il questore che ci spiega quali misure verranno adottate in questi giorni in città. Sì, oggi si è svolta alle 9 la riunione tecnica di coordinamento in prefettura presieduta dal prefetto, dove si è fatta un'analisi appunto di questa situazione. Sono state confermate le iniziative assunte già ieri in termini di prevenzione, vigilanza e sicurezza. Il primo striscione rinvenuto era un chiaro riferimento, quindi un chiaro attacco nei confronti della polizia ma delle forze dell'ordine. Gli altri 2 poi invece avevano individuato il DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, e quindi contro il 41 bis, il regime carcerario del 41 bis, e l'ultimo poi era un attacco riferito appunto alle procure e ai procuratori. Quindi alla luce di queste minacce sono state già la prima mattinata adottate con un'ordinanza misure di intensificazione, quindi a tutte le sedi praticamente caserme, forze quindi appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza presenti su tutto il territorio provinciale, quindi intensificazione delle misure appunto di vigilanza e soprattutto anche un richiamo di attenzione all'adozione delle misure di autotutela degli operatori delle forze di polizia. Nella stessa ordinanza poi è stato anche evidenziata la necessità di implementare le misure a quelli che sono tutti gli obiettivi sensibili per l'appunto riconducibili al Ministero della Giustizia, come la sede del DAP o anche le stesse sedi qui del Due Palazzi, e poi anche per quanto riguarda le sedi giudiziarie, visto anche l'attacco nei confronti delle procure. Grazie signor Questore, ovviamente tanta la solidarietà anche da parte del prefetto di Padova ma dalla politica, ma ricostruiamo quelle che sono le notizie su questi 3 striscioni con le indagini appunto a carico della Digos di Padova. Il servizio e poi la linea può tornare allo studio. La matrice è unica ed impressa chiaramente in tutti e 3 gli striscioni contro la polizia che uno dopo l'altro sono stati scoperti ieri a Padova. L'ultimo in ordine temporale ieri nel tardo pomeriggio in via Tommaseo, la accerchiata e identificativa della matrice anarchica dietro le 3 scritte di minacce e odio contro le forze dell'ordine. Nell'ultimo striscione rinvenuto lungo un passaggio pedonale, la scritta impressa recitava: da Milano a Torino procure infami. Nei 2 striscioni precedenti, scoperti uno in tarda mattinata, i riferimenti anarchici erano molteplici. Appeso sul ponte del canale Roncaiete, nell'area verde di via Ormaneto, la scritta Alfredo Libero 41 bis uguale tortura, una chiara allusione alla vicenda dell'anarchico Alfredo Cospito. Mentre in quello scoperto all'alba vicino ai giardini dell'Arena sineggiava da Wad Mohamed, il 34enne
egiziano che ad Albano Laziale lo scorso febbraio aveva dato fuoco ad alcune auto della polizia. Su tutti e tre gli episodi sta indagando la Digos, al vaglio delle telecamere di sorveglianza delle zone dove sono stati ritrovati gli striscioni e le possibili tracce lasciate. Nel frattempo il questore di Padova Marco Dorisio ha firmato un'ordinanza per intensificare la sicurezza nelle sedi delle forze dell'ordine in città. Dalla politica si moltiplicano i messaggi di solidarietà, dal sindaco di Padova Sergio Giordani ai sottosegretari alla giustizia Andrea Ostellari e Nicola Molteni. Il gruppo cittadino di Fratelli d'Italia ieri sera ha appeso uno striscione a favore della polizia nel punto dove è stato ritrovato il primo lenzuolo di minacce ai giardini dell'Arena. È veramente preoccupante che questi fenomeni si manifestino in una città come questa che duramente ha sofferto per quello che nel passato per quello che è stato la presenza di frange ribellistiche ed eversive. Messaggi di vicinanza e condanna dei vili gesti anche da parte del governatore del Veneto Luca Zaia e della ministra Maria Elisabetta Alberti Casellati. In mattinata, intanto, il prefetto di Padova ha presieduto una riunione urgente con i rappresentanti delle forze dell'ordine per valutare tutti i profili di rischio e rafforzare ancora una volta i servizi di controllo. Vi parlo adesso di un'operazione su larga scala della polizia del nucleo SCO, del servizio centrale operativo. Sono stati controllati 1317 stranieri e 167 imprese, arrestati 9 stranieri ricercati per vari reati. È il risultato di un'operazione appunto della polizia in 23 province contro l'immigrazione clandestina, in cui è stato accertato che venivano utilizzati falsi documenti per le procedure di ingresso disciplinate dal cosiddetto decreto flussi, allegando alle istanze di ingresso falsi contratti di lavoro o false attestazioni di soggiorno, oppure l'offerta di servizi di intermediazione illecita. La vasta operazione è stata realizzata con modalità ad alto impatto. Sono state coinvolte diverse squadre mobili lungo tutto lo stivale: Bari, Bologna, Cagliari, Milano, Monza, Brianza, Reggio Emilia e altre, e appunto anche Treviso, la squadra mobile di Treviso, con il supporto dei reparti di prevenzione crimine, degli uffici immigrazione e delle questure interessate. Quindi anche la marca trevigiana è coinvolta in questa operazione su larga scala. Dalle indagini è emerso che diversi gruppi criminali hanno sfruttato i tentativi di centinaia di stranieri di entrare in Italia, offrendo agli stessi di regolarizzarli con ingenti profitti illeciti. Per ogni pratica gestita irregolarmente venivano richiesti compensi tra i 1.000 e i 5.000 euro, e sentirete parlare sicuramente nelle prossime ore di questa mega operazione sui falsi contratti ai migranti. Attenzione alle truffe, un altro tema. Vittorio Veneto, finto addetto della parrocchia, cerca di raccogliere fondi per il restauro del santuario di Costa. La raccolta fondi c'è davvero, ma solo attraverso i canali ufficiali indicati nel volantino parrocchiale. Raccolta fondi per il restauro del santuario della Madonna della Salute è quello promosso dalla parrocchia di Costa a Vittorio Veneto. Peccato che qualcuno abbia pensato di approfittare dell'iniziativa per cercare di mettere a segno una truffa. Una persona, qualificatasi come addetto della parrocchia, si è presentato da un'anziana chiedendo denaro. La signora non ha dato nulla, ma la parrocchia mette in guardia i fedeli. Nessuno è autorizzato a chiedere soldi. Le offerte per i restauri possono essere effettuate solo attraverso i canali ufficiali indicati nei volantini, o con bonifico bancario, o tramite la piattaforma GoFundMe, o direttamente in canonica al parroco. Chi fosse contattato da altre persone deve chiamare il 112 perché si tratta di truffatori. I temi della salute, della sanità pubblica, della salute pubblica. Ritorniamo nel Padovano perché è stato registrato il secondo caso di febbre dengue. Al via le disinfestazioni, questa volta a Ponte di Brenta. È tornato alla Nigeria con i sintomi della febbre dengue, un quadro clinico non preoccupante, quello del quarantenne padovano, ma di prassi è scattata la disinfestazione nell'area in cui l'uomo vive. Questo è il secondo caso di dengue a Padova. Il virus si trasmette da uomo a uomo attraverso la puntura della zanzara tigre. Da qui l'ordinanza del Comune di Padova, in accordo con il Dipartimento di Prevenzione dell'USL 6, per avviare la disinfestazione straordinaria su un raggio di 200 metri dall'abitazione del quarantenne, sia con un trattamento larvicida porta a porta, sia con un intervento
intervento adulticida sulla strada. L'area interessata è quella attorno a via Bravia, Ponte di Brenta, via San Marco, via Marchi, via Fiorazzo, piazza Barbato, via Cerona, via delle Ceramiche, via Rutoli, via Micca e via Groppo fino a domenica. Importante ribadire che le infezioni da virus dengue, tutte e due, sono di persone che hanno contratto il virus in area endemica, quindi non sono virus contratti localmente, quindi da circolazione locale, ma sono stati contratti in zone dove il virus circola abitualmente e quindi sono di fatto di importazione. Sono saliti invece a 3 i casi di Toscana virus nel Padovano, tutti concentrati nell'area dei Colli. Oltre a un giovane lavoratore ora guarito, risultano colpiti anche un uomo di Lozzo a Testino e una donna di Galzignano Terme, entrambi con meningoencefalite. Sono stati tutti e 3 contratti nella zona dei Colleugani, che abbiamo visto ormai negli ultimi 4 anni è una zona endemica, e hanno avuto tutti e 3 meningoencefaliti con sintomi per fortuna non severi, e infatti tutti e 3 stanno via via progressivamente migliorando dal punto di vista sintomatico. E un rarissimo caso di miasi auricolare è stato curato in un anziano operato d'urgenza all'ospedale di Cittadella. Una patologia rara, la miasi, provocata da un'infestazione di larve, generalmente di mosche, che si sviluppa all'interno dei tessuti e può colpire sia animali che uomini. Il caso curato in ospedale a Cittadella in un anziano è davvero raro. L'uomo, affetto da più patologie, è stato operato dall'equipe del reparto di otorinolaringoiatria diretta dal dottor Riccardo Artico e dal dottor Antonio Marco Miotti, specialista del servizio di consulenza infettivologica dell'USL 6. Dopo la diagnosi di miasi auricolare, l'anziano è stato sottoposto a un intervento di polizia e rimozione delle larve e poi ha iniziato la terapia antibiotica, a cui è risposto bene ed è stato dimesso dopo pochi giorni. Casi di miasi si manifestano in tutto il mondo, con maggior prevalenza nelle zone tropicali e subtropicali. Colpisce soggetti fragili e immunocompromessi e non viene trasmessa da persona a persona. Pronti adesso a collegarci con Filippo Fois e Tommaso Migot dal cuore di Venezia, dal centro di Venezia. Parliamo di spaccate, furti di paura tra i commercianti e i residenti. Filippo, buongiorno a te e Tommaso Migot. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Noi prendiamo la linea da Calle del Cappeller, che è una calle che si trova nel sestiere di Dorsoduro. Alle mie spalle c'è l'Università di Ca' Foscari, poi proseguendo dritti si arriva prima a San Barnaba e poi all'Accademia. Ebbene, in questa calle si è parlato e ci siamo collegati per un tentativo di effrazione che è stato sventato dai vicini di casa. Però io prima vorrei farvi fare un piccolo giro turistico di questa calle apparentemente anonima e tranquilla del centro di Venezia, perché qui alla mia sinistra ci sono delle finestre, ve le fa vedere adesso Tommaso Migot. Queste finestre sono di un ristorante. Questa finestra ha subito un tentativo di effrazione poco tempo fa. Qui alla mia sinistra invece si trova un bel negozio di ceramiche nel quale i ladri sono entrati per 2 volte. Se tra l'altro passiamo, scusate che andiamo a vedere la finestra qua dietro, ci fa vedere Tommaso Migot, c'è ancora il pannello di compensato ed è stata messa una bella inferriata. Poi ci spostiamo proseguendo il nostro giro. Qui c'è il negozio di maschere che è stato l'ultimo ad essere stato colpito. È successo la notte scorsa, una persona ha rotto il vetro d'ingresso, tra poco vedrete un altro pannello di compensato, ed è stato allontanato da una vicina che abita al piano di sopra, che ha lanciato l'allarme. Tra l'altro questa signora ci ha raccontato che ha avuto anche lei un tentativo di effrazione nel suo appartamento. Proseguiamo il nostro giro, andiamo avanti. E intanto, mentre Tommaso Migot vi fa vedere il pannello di compensato, continuiamo, perché qui, da qua lo vedete bene, il ristorante di cui parlavamo all'inizio. La finestra che si trova qui alla mia sinistra, anche questa qui ha subito un tentativo di effrazione. In realtà i colpi fatti sono stati 3, perché ce n'è uno anche dall'altra parte. Siccome questo locale dà su 2 calli, noi adesso continuiamo con una certa celerità, non vogliamo farvi, però dobbiamo trovare gli altri negozi, perché qua non si è salvato nessuno. Qua c'è un negozio di articoli per animali, qui i tentativi, ci hanno detto, risalgono a diverso tempo fa, per cui non è qualche cosa di fresco. Invece qui, dove ci sono
vedete che ci sono degli articoli anche di modernariato. Ci sono stati 2 furti, uno attorno al 25 di aprile e un altro all'incirca 2 settimane fa. Proseguendo per la Calle, poi di qua si arriverebbe a San Barnaba, c'è un antiquario che restaura delle cornici, soprattutto qui è avvenuto un furto piuttosto sostanzioso, ci hanno detto sono stati rubati anche dei quadri, ed è questo tra l'altro la persona che poi prepara tutti i pannelli di compensato che vedete. Allora, io direi, Cristian, noi abbiamo raccolto delle voci, ma ci tenevo a farvi fare questo piccolo giro turistico prima di... Adesso guardate, proviamo a tornare nel negozio più fresco, quello di ieri sera, perché parlavamo poco fa con la titolare. E allora adesso torniamo, ci aveva detto che ci aspettava, vediamo se c'è ancora, la facciamo poi in diretta, così la potete sentire anche voi. Chiedo scusa a Tommaso Migotta, al quale sto costringendo a fare le corse, vediamo un po'. Eccola qui. Signora, scusi, può venire un istante? Eccoci, buongiorno. Senta, lei prima ci stava dicendo che qui era pronta a mettere l'allarme, oramai voleva metterlo e... Lunedì vengono lunedì a metterlo. È un appuntamento che ho da 15 giorni. Ma lei si era convinta per il fatto che qua tutti attorno hanno subito dei danni? Certo, perché è una cosa impossibile, cioè sono venuti e rivenuti in tutta questa calle, cioè è una calle che è stata proprio presa di mira. Non so, a me è venuto il dubbio che ci sia qualcosa di strano dietro. Io sono un po' vecchia, diffidente, e a me è venuto il dubbio, dico, ma perché sempre questa calle qui, comunque tutta la zona, perché anche San Barnaba, anche Canale vicino al Ponte dei Pugni, cioè un sacco di gente qui, anche negli appartamenti vanno. Cioè è una situazione che veramente sta diventando insostenibile. Io quando sono venuta a abitare qui 45 anni fa, è una città meravigliosa, potevi girare di giorno, di notte, una donna non aveva paura di andare in giro, eccetera, eccetera. Adesso è quasi paura, ma non è una roba che non è normale, cioè non è normale per una città che è così piccola, che ci si conosce tutti, che fa l'accoglienza, tutte quante, non è possibile, cioè non è possibile, non devono fare qualcosa. Io non so chi lo può fare, ma devono fare qualcosa per levare questa piccola delinquenza che inquina veramente la vita. Ecco. Dunque, grazie signora, grazie a lei. È quello che ci dicono in molti. Che cos'è successo a questa città? Dobbiamo anche ricordarlo che siccome a volte insomma, si parla, qua sono tutti veneziani, sono tutti italiani, i ladri, anche quello dell'altra sera parlava correttamente in veneziano. E in italiano, scusate, voleva dire qualcosa? Lei è un turista? No, io sono un ospite. Ah, d'accordo. Va bene. Cristian, allora direi che per ora da Venezia è tutto e ne riparliamo nel telegiornale di questa sera. Assolutamente Filippo, grazie per questo tour, perché abbiamo capito benissimo che Calle del Cappeller è senza pace, come ci ha raccontato anche la commerciante, quindi un incubo spaccate che prosegue. E noi adesso voltiamo pagina e torniamo al pomeriggio di ieri. Torniamo a parlare di maltempo, perché sono giorni, settimane pazze sul fronte del maltempo, che ieri si è abbattuto a nord-est, soprattutto nella zona di Latisana e anche in A4. Facciamo il punto con Omar Costantini. Una violenta grandinata che ha trasformato in un'estesa coltre bianca con una cartolina da stagione invernale, anche se il calendario recita 11 luglio 2025. Un fronte temporalesco che si è sviluppato tra le prealpi venete e friulane e poi giunto nella bassa friulana ha scaricato al suolo una quantità tale di grandine, con chicchi anche di 5 cm, che ha creato disagi alla circolazione stradale, anche nella tratta della A4 tra Latisana e San Giorgio di Nogaro, con auto e camion in transito costretti a fermarsi, impossibilitati a proseguire. I danni maggiori all'agricoltura, con vigneti, frutteti, Gran Turco e altre colture irreparabilmente perdute. È ancora presto per stilare un'esatta stima, ma la sensazione è che il valore superi il 70%. Segnalati danni anche ad auto e tensostrutture. L'epicentro del maltempo tra Pocenia e Muzzana del Turniano, le più colpite, oltre a Porpetto, San Giorgio e Carlino. Il nostro focus, pochi minuti dopo il passaggio del Fortunale a Pocenia, con le immagini immortalate da Pietro Piccin.
Assolutamente sì, è stata una grandinata che ha colpito dalla parte sud, sud-ovest di Torsa fino a coprire tutta Roveredo e tutta Pocenia. Tutti i campi di vigneti, campi, soia, grano e anche altre culture, mais, sono, come hanno definito proprio gli agricoltori, macinati, cioè sono letteralmente distrutti. Anche voi avrete visto quel campo ad esempio di Angurie distrutto, un campo intero di Angurie distrutto, quindi praticamente tutta la coltivazione da Torsa in giù è distrutta. Insomma abbiamo un bel po' di danni oggi qua, no? Allora praticamente lei quando è arrivato, lei è responsabile un po' del torneo, ha trovato questo disastro. Sì, certo, e quindi la situazione l'abbiamo presa di petto, se vogliamo, e quindi abbiamo cercato di risolvere nel miglior modo possibile quello che si riusciva a fare. Un paio di gazebi si sono letteralmente aperti, come si suol dire. Siamo riusciti, una decina di noi, a tenere bloccato un gazebo di quelli abbastanza grandi per evitare che facesse vela e potesse uscire addirittura a far danni da altre parti, perché il vento era talmente forte che nella zona del parco festeggiamenti limitrofa al campo sportivo ci sono situazioni per cui poteva creare dei danni anche a delle persone, visto che c'è anche una viabilità importante in questa zona. È un peccato, purtroppo non possiamo farci nulla, ma cercheremo di fare del nostro meglio. E stanno peggio coloro i quali hanno subito dei danni a livello dell'agricoltura, perché abbiamo visto sinceramente che c'è una situazione molto molto preoccupante. Ecco. Vi parliamo adesso di un caso eclatante ma abbastanza raro di stalking giudiziario. Accusato di stalking giudiziario, si tratta dell'abuso del diritto per fini diversi ed estranei a quelli per cui è previsto, ossia con il fine ultimo di perseguitare tentando di sfiancare giudizialmente la controparte. È questa l'accusa a cui deve rispondere un 47enne veneziano titolare di una pasticceria, colpevole di aver perseguitato un imprenditore trevigiano che, esasperato, ha presentato denuncia. La Procura di Venezia ha applicato il braccialetto elettronico all'indagato con divieto di avvicinamento alla persona offesa. Il GUP ha disposto il rinvio a giudizio al 26 novembre 2025. Tutto è scoppiato quando la vittima, proprietaria del negozio, aveva chiesto di saldare dei debiti all'imputato. La risposta sono stati gli atti persecutori. I finanzieri del Comando Provinciale di Varese hanno individuato e interrotto un'ingente frode relativa all'indebita generazione di crediti fiscali, con successiva potenziale cessione di questi ultimi per un importo di circa, pensate, 200 milioni di euro. Le indagini hanno coinvolto 45 società cartiera in tutta Italia, 18 le persone indagate, e c'è anche una società trevigiana tra le 45 finite nel mirino delle Fiamme Gialle. Come le altre era del tutto inoperante e aveva presentato dichiarazione dei redditi solo al fine di ottenere credito d'imposta. Torniamo anche sull'aggressione a danno di un'addetta alle biglietterie ACTV di Piazzale Roma. È arrivata la condanna dei sindacati. Come ogni mattina alle 5:50 un'addetta alle vendite della biglietteria di Piazzale Roma è arrivata sul posto di lavoro per l'apertura alle ore 6. In quel momento ha visto una donna di origine straniera che stava facendo i propri bisogni per terra sotto il porticato. A quel punto le ha chiesto cosa stesse facendo, spiegandole che non era il luogo adatto, ma la donna di tutta risposta l'ha strattonata dandole uno schiaffo in volto per poi scappare. La dipendente ACTV è finita al pronto soccorso dell'ospedale di Mestre, dove è stata medicata. Immediata la condanna dell'episodio da parte della direzione. Condanniamo il gesto e siamo vicini all'addetta alla biglietteria, alla quale esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà, ha detto la CTV. Anche la CISL è intervenuta dichiarando che non è possibile tollerare oltre una simile situazione. Cosa si sta aspettando? Ha commentato De Terlizzi. Il protocollo prefettizio sulla sicurezza degli operatori sul trasporto pubblico locale della città metropolitana è stato siglato nel 2024. Anche Vela SPA continua, deve dare corso all'applicazione dei suoi contenuti. Videosorveglianza, attivazione, servizi di controllo nelle biglietterie con guardie giurate, assistenza alle operatrici frontline di biglietteria con il presidio costante e continuo dei responsabili aziendali. Occorre formare gli operatori sul come affrontare le situazioni critiche.
Ed è di una donna di 68 anni scomparsa il 21 giugno da Pozzonovo, il corpo ripescato 3 giorni fa dal fiume Adige all'altezza di Rosolina in avanzato stato di decomposizione. La conferma è arrivata dalla procuratrice della Repubblica di Rovigo, Manuela Fasolato, dopo gli accertamenti per l'identificazione della salma. I familiari della donna, convocati all'obitorio dell'ospedale civile di Adria, hanno riconosciuto gli effetti personali rinvenuti sul cadavere. Il corpo della 68enne era irriconoscibile in volto e nelle tasche degli indumenti non era stato rinvenuto alcun documento, rendendo possibile identificarlo. L'inchiesta Palude ha chiesto un altro rinvio per il patteggiamento dell'ex assessore Renato Boraso. Si va a settembre per la terza udienza. Rinviata al 9 settembre l'udienza per i primi patteggiamenti nell'ambito dell'inchiesta Palude. L'avvocato Umberto Pauro, legale dell'ex assessore Renato Boraso agli arresti domiciliari, ha chiesto infatti il terzo rinvio per permettere al suo assistito di raccogliere gli oltre 300.000 euro necessari per poter pareggiare il conto delle tangenti che gli vengono contestate dai PM Terzo e Baccaglini per i 12 capi di imputazione e poter patteggiare i 3 anni e 10 mesi concordati dal legale con la procura. I PM non si sono opposti e così hanno fatto anche i legali degli altri 2 indagati, gli imprenditori Ormenese e Bricchese. A Boraso la procura contesta di essersi messo al servizio di imprenditori che in cambio di denaro avrebbero avuto informazioni e agevolazioni su gare d'appalto, autorizzazioni edilizie, assunzioni e quant'altro utile alle loro aziende. Nel frattempo gli altri 2 indagati hanno già versato la somma richiesta inferiore a quella di Boraso. I loro legali hanno concordato con i PM per l'imprenditore Bricchese una pena a 3 anni e 10 mesi e di 2 anni e 8 mesi per Ormenese, accusato di essere stato una sorta di mediatore d'affari per Boraso, ma anche di aver utilizzato i suoi servigi per fare pressing sull'immobiliare del comune Ive per assicurarsi l'acquisto dei terreni dell'area Aevedese. Abbandono selvaggio di rifiuti davanti all'ecocentro di Cornuda. Ritorniamo nella Marca trevigiana, stangata in arrivo per una famiglia di 6 persone di Caerano San Marco a incastrare questi ecovandali le immagini di una fototrappola. Eccole. Eccolo, immortalato dalla telecamera della fototrappola mentre scende dall'auto ed abbandona davanti all'ecocentro chiuso una montagna di rifiuti. 2 sacchi alla volta, l'uomo fa avanti e indietro lasciando a terra 8 borsoni pieni di immondizia indifferenziata e numerose sbarre pare di plastica. Siamo a Cornuda, nei pressi dell'ecocentro di Via Piave. Nell'ultima settimana di giugno, a fronte di numerosi abbandoni di sacchi pieni di rifiuto secco, imballaggi vari ed ingombranti, sono partite le indagini degli addetti alla vigilanza ambientale del Priula in collaborazione con il comune e la polizia locale di Cornuda e alla fine i risultati sono arrivati. Le indagini, grazie anche all'impiego della videosorveglianza, hanno portato a scoprire che i rifiuti provenivano da una famiglia di 6 persone residente nel comune di Caerano San Marco. L'analisi degli svuotamenti ha confermato che la famiglia non vuotava al secco utilizzando il servizio porta a porta in maniera insufficiente per un nucleo tanto numeroso. Ad inchiodarli le immagini degli ultimi abbandoni con tanto di auto e targa. Ora ad attendere i responsabili una sanzione molto cara. Complessivamente almeno 350 euro sarà notificato. Però non c'è solo questo, c'è anche il ripristino, cioè la pulizia dell'ecocentro non può andare a carico di tutti ed è previsto dal regolamento del bacino di applicare il costo a lui, a questo soggetto, a questa famiglia. E in più, poiché non usa il contenitore, il calcolo della bolletta non si fa in base ai votamenti, ma è flat e pagherà un numero, quindi un altro aggravio tariffario di altri circa 350 euro, quindi circa 700 euro. Grazie al lavoro di coordinamento con il Consorzio di Bacino Priula siamo riusciti ad elevare una sanzione esemplare, commenta il sindaco di Cornuda Enrico Gallina. Mi auguro che serva da monito anche ad altri furbetti dei rifiuti che si aggirano nel nostro territorio. In ogni caso rafforzeremo i controlli anche in altre zone del paese. Ritorneremo alla cronaca fra poco. Adesso i temi dell'attualità, come sapete, preoccupano i dazi annunciati da Trump contro l'Unione Europea. Il tempo stringe, sono giorni, sono ore
decisive, dazi che preoccupano non solo le imprese, le grandi imprese, ma anche i cittadini, i consumatori. Mirko Cavallini e Alessandro Costacurta hanno raccolto i pareri, l'umore al mercato di Bassano del Grappa. Buongiorno da Bassano del Grappa, oggi è giornata di mercato, tantissimi turisti presenti anche in città e tra tutti serpeggia la preoccupazione per i dazi annunciati dal Presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump, i dazi nei confronti dell'Europa. Si parla del 10% in una lettera che però ancora non è partita. Intanto il Canada avrà un'applicazione del 35% con effetti che potrebbero arrivare prima alle aziende esportatrici e poi anche ai consumatori. Abbiamo raccolto alcuni pareri tra i passanti qui a Bassano. Ma non penso, bisogna vedere se vanno a buon fine, che non penso che vadano a buon fine, stanno prolungando sempre di più. Secondo me non li mettono, non conviene neanche a loro. Che cosa mangiano dopo? McDonald's e basta? Oddio, sicuramente produrranno dei grossi problemi per qualche azienda. D'altronde Trump, lui quando decide un giorno fa chiaro, un giorno fa scuro, comunque si vedrà, insomma, ecco, bisogna vedere l'Europa come risponderà. Questo è il fatto. Per me Trump fa tanta per poi ritirare. Certo, se rimane come dice lui, per certe nazioni, non è che sia una situazione tanto vantaggiosa, è uno svantaggio e anche può portare problemi all'economia europea, può portare logicamente di conseguenza alla nostra, questo è logico. Vedo che il problema è grave, penso che ci saranno ripercussioni un po' dappertutto, però non dipende da noi, penso che dipenda da Trump, altro non possiamo fare. È un bel problema perché il nostro amico Trump non c'è tutto con la testa, secondo me, quindi gli cambia idea da un momento all'altro e quindi è difficile poter progettare nel tempo con una persona che non è affidabile. Per i dazi sì, sono preoccupato perché non fanno bene, a parte alle aziende che devono produrre, ma anche ai consumatori perché devono pagare di più, perché se le aziende se no muoiono. Potrei dire tante cose, ma è alla fine che si contano i risultati. Può essere bene, può essere male, ma si metteranno d'accordo sicuramente. Quindi al momento lei non è preoccupato? Al momento no, io. Però qualcuno forse sì. Però penso che non sarà tutto quello che ha detto la verità. Le notizie, i commenti ufficiali, diciamo ufficiosi di rappresentanti del commercio importanti ci sono già stati. Problemi certamente ci sono, ci saranno e vedremo, aspettiamo quali saranno le decisioni. Pensavo che ieri avesse scritto qualcosa, invece non è ancora. Questa lettera ancora non è partita? Questa lettera, speriamo che ci ripensi. No. Chissà se questi umori, se queste reazioni saranno colte da Washington, dalla Casa Bianca. Resta il fatto che è il tema di queste ore e poi ci ritorneremo perché avremo nostro ospite il Presidente della Commissione Agricoltura e Industria al Senato Luca De Carlo, che è anche coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. Parleremo di dazi, ci sono anche delle nuove statistiche e dei nuovi numeri della CGA di Mestre, ma lo faremo fra un quarto d'ora, 20 minuti. Veniamo a un altro caso partito dal Veneto e che è diventato di eco nazionale, facendo trasecolare lo stesso ministro all'istruzione Valditara. Parliamo di quei giovani, di quei maturandi che rifiutano di sostenere la prova orale, accontentandosi di fatto dello scritto. Non faccio l'orale perché sono contrario alla struttura dell'esame, così ha detto di fronte alla Commissione un altro ragazzo, un ragazzo trevigiano, il terzo caso di quest'anno in Veneto ed è successo al liceo Canova di Treviso. Il ragazzo contestava
la struttura dell'esame che ritornava, diciamo così, sulle competenze, sui contenuti, sugli argomenti già comunque verificati, valutati durante il percorso scolastico dell'ultimo anno. Dopo Padova e Belluno, anche a Treviso, al liceo Canova, in sede d'esame un ragazzo si è rifiutato di svolgere l'orale. Un effetto domino che vede come protagonisti ragazze e ragazzi, casi che in tutta Italia al momento si contano solo in Veneto. Nel mirino della contestazione, questa volta la struttura dell'esame di maturità. Nel contesto di oggi venga vissuta male la valutazione perché forse c'è un fraintendimento del significato del voto. Il voto è una rappresentazione numerica di una valutazione, ma di una valutazione che ha un grande valore formativo. Quando viene travisato il valore, certamente può essere sentito come un sistema pesante, perché è un sistema che viene frainteso. Tutto parte dalle votazioni, numeri che di fatto, dicono gli studenti, inevitabilmente ricadono sulla persona. Un sistema obsoleto che non tiene conto di moltissimi fattori. Non sono di questo parere presidi e professori. Mi aspetto che questo alunno venga anche a trovarmi per rappresentarmi le sue idee, la sua posizione. Mi piacerebbe molto. Ecco, è importante rimanere comunque in dialogo con i nostri giovani. Volontà di ascoltare i ragazzi, che sembra non trapelare però dalle parole del ministro Valditara, che adotta la strategia della tolleranza zero. Una riforma relativa all'esame di Stato che mi sembra sia necessaria, perché certo come mai sono possibili casi come questi e comunque c'è la promozione e quindi diciamo comunque sì. Il risultato è conseguito perché la norma prevede che raggiungendo il punteggio dei 60 l'esame sia superato. Una norma dunque che espliciti che il colloquio è una parte fondamentale dell'esame, tenendo conto però che già ora il 40% del voto di maturità tiene in considerazione la valutazione del percorso scolastico degli studenti. Vorrei che mi esplicitasse le sue motivazioni e le argomentasse anche sulla base della sua esperienza. Tra l'altro, come ho detto, il ragazzo assolutamente non contestava l'operato della commissione, non contestava il proprio percorso scolastico né quindi il consiglio di classe, e quindi mi piacerebbe ascoltare nel dettaglio le sue argomentazioni. Caso nazionale, dicevamo, così il Tempo.it di oggi, maturità, gli orali boicottati, stretta di Valditara, come cambiano le regole, si parla di scene mute volontarie nell'articolo. Tutto è iniziato, come ben sapete, a Padova, perché è una questione molto veneta questa dei boicottaggi. Tutto è iniziato da Padova, dove peraltro sta montando la tensione tra Valditara e gli studenti. Non mentirò, nonostante nutrissi delle speranze che si potesse aprire un dialogo con le istituzioni, in qualche modo mi aspettavo che insomma, non ci fosse disponibilità al dialogo. Non pensava di alzare un polverone simile Gianmaria Favaretto, lo studente del liceo Fermi di Padova, che si è rifiutato di sostenere la prova orale della maturità per protestare contro il sistema dei voti. La sua intenzione era quella di invitare i docenti ad una riflessione sul sistema di valutazione scolastico, ma la risposta del ministro dell'istruzione Valditara, che annuncia bocciature per gli studenti che boicottano l'esame, ha amareggiato il neodiplomato padovano. A parte il fatto che sono curioso dei criteri con cui si giudicherà se uno studente stia boicottando l'esame in maniera volontaria o meno, credo che rispondere a una richiesta di dialogo con delle minacce sia diciamo insoddisfacente.
Ovviamente il rischio bocciatura non riguarda Gianmaria, che come la liceale bellunese Maddalena Bianchi o quello trevigiano del liceo Canova ha superato la maturità con i punteggi delle prove scritte. La riforma annunciata da Valditara deve essere prima approvata, ma la reazione del ministro, che affronta a muso duro gli studenti che hanno rifiutato l'orale, ha sollevato ulteriori polemiche tra i ragazzi, con la presa di posizione della rete studenti medi del Veneto. Noi crediamo che la risposta del ministero non solo sia inaccettabile perché usa il linguaggio della repressione, della minaccia nei confronti degli studenti, ma sia anche insufficiente, perché il tema che è stato sollevato è che gli studenti non stanno bene all'interno delle mura scolastiche, che c'è la necessità sentita di cambiare sia il sistema dell'educazione in generale che quello di valutazione, che fino ad arrivare a quello della maturità in generale. E se la risposta del ministero, piuttosto che la ricerca di un dialogo come noi in realtà lo stiamo ricercando da anni ormai col ministero, è una minaccia in più e appunto la minaccia di addirittura arrivare a bocciare chi protesta all'interno delle mura scolastiche, è un linguaggio a cui noi non stiamo, che noi non possiamo accettare, e continueremo a chiedere questo confronto nonostante le porte vengano continuamente chiuse. Una cosa è certa, non finisce qui. Tra l'altro di questo parleremo più tardi con lo psicoterapeuta Mirko Castellerra. Siamo davanti a un atto di ribellione, a un boicottaggio, a un problema più, diciamo così, profondo. Insomma, staremo a vedere e sentiremo Mirko Castellerra. Rimaniamo sempre a Padova per un'altra polemica feroce. Un ex negozio di alimentari che è stato trasformato in una moschea. Succede in via Don Lago. Eleonora Mosco, consigliera leghista, proprio da lì chiede che la legalità torni a essere rispettata. La nostra non è una battaglia contro la religione, perché la libertà di culto è un diritto che deve essere garantito, ma una battaglia sulla legalità, sulla trasparenza e sul fatto che non ci possono essere due pesi, due misure, e quindi chi rispetta le regole e chi no. E quindi è una battaglia di rispetto delle regole che noi riteniamo sia fondamentale in una città, in una società civile e democratica. La consigliera leghista Eleonora Mosco lancia la sua battaglia per la legalità e lo fa davanti alla moschea abusiva di via Don Lago a Ponte di Brenta. Questo è un luogo di culto che non rispetta la normativa di carattere urbanistico. Lo dicono anche i verbali della polizia locale, che hanno fatto un controllo a un sopralluogo e hanno individuato qui 35-40 persone in attività di preghiera, quindi non 2 persone come viene dichiarato dal presidente delle associazioni, e anche un volantino che era stato fisso all'interno di queste vetrate, dove si parlava di invitare ad iscrivere i bambini in 4 classi, perché questa era di fatto una scuola coranica. Il Comune di Padova ha aperto un procedimento per abuso edilizio nei confronti dei proprietari dell'immobile, dove secondo gli accertamenti tecnici erano in corso interventi edilizi non autorizzati finalizzati alla realizzazione di un luogo di culto. Tutto troppo tardi per la consigliera Mosco, che sottolinea come i residenti da mesi segnalassero il problema. Noi abbiamo chiesto che ci sia la sospensione di qualunque tipo di attività e che ci sia soprattutto una trasparenza di carattere istituzionale su quelle che sono le attività che vengono svolte. Quindi chiediamo all'amministrazione comunale che non intervenga più in modo così tardivo, perché i controlli risalgono a mesi or sono, e che soprattutto vengano fatte rispettare le regole, ma per una questione, scusate il gioco di parole, anche di rispetto per chi vive questo quartiere. Ci sono moltissime comunità perfettamente integrate, all'insegna però delle leggi. Questo è il nuovo fronte che si è aperto a Padova. Lo vedo appena collegato, lo saluto e lo ringrazio, già vi avevo anticipato la sua presenza. Luca De Carlo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, presidente della Commissione Agricoltura e Industria al Senato della Repubblica. Buongiorno De Carlo. Buongiorno, buongiorno. Ecco, siccome si è appena collegato, la stabilizziamo un attimo e noi ci rivediamo fra un minuto. Pubblicità, poi Luca De Carlo a 360 gradi, dal centrodestra in tilt alle frane sull'Alemagna. De Carlo a fra pochissimo. Dicevamo un minuto è stato. Risaluto Luca De Carlo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Agricoltura Industria al Senato. Con lui affronteremo i temi di maggiore attualità. Io direi di partire, non partiamo dalla politica, ci arriviamo fra pochissimo.
Partiamo da quello che sta accadendo in Cadore. Luca De Carlo è stato per anni sindaco di Calalzo, è un cadorino doc, conosce bene la situazione, però insomma è una situazione molto articolata quella delle frane lungo l'Alemagna, ne abbiamo parlato a lungo, è un'emergenza continua. Le chiedo, De Carlo, cosa può fare il governo? Si possono prevedere più risorse? Cosa si sente di dire ai suoi concittadini, ai tanti cadorini, non solo ai turisti, soprattutto la gente che ci abita in Cadore? Intanto partiamo da una premessa, e cioè che la situazione frane in tutta Italia è particolarmente, diciamo così, difficile, e quindi non fa eccezione l'area del Cadore. Tra l'altro noi acquita dal fatto che siamo in mezzo alle Dolomiti e che la Dolomia è notoriamente fragile, e quindi ciclicamente ci troviamo ad affrontare problemi come questo, dall'Antelao prima, dal Marcora dopo, insomma una serie di problemi. Cosa possiamo fare? Beh, innanzitutto mettere in campo, come è accaduto per la frana a San Vito, tutte le istituzioni possibili per addivenire a una risoluzione intanto rapida dell'emergenza. E questo è quello che è accaduto. Mentre prima si paventava una chiusura di 15 giorni, mettendoci tutti attorno a un tavolo si è arrivati, anche con il supporto poi dei geologhi della Protezione Civile Nazionale, a trovare una soluzione che consenta sì di garantire la sicurezza a chi è preposto a farlo, ma anche poi a non penalizzare troppo un territorio che tra l'altro sarà sede delle Olimpiadi. Io non posso credere che una nazione del G7 possa avere una strada chiusa per 15 giorni senza trovare una soluzione alternativa, ed infatti la soluzione alternativa si è trovata ieri, poi con la firma del protocollo tra il Comune di San Vito, le regole di Cortina e il Comune di Cortina, si è arrivati anche al possibile utilizzo con navetta per i pendolari della strada silvopastorale lungo il Boite, e quindi un altro tassello. E poi si deve intervenire naturalmente con qualcosa di strutturale per evitare che ogni qualvolta piova poi ci sia questo problema. Ma insomma io credo che sul campo si stiano mettendo tutte quelle opzioni che poi tengano insieme un quadro, seppur difficile, ma che dimostri anche il fatto che il territorio è particolarmente, diciamo così, frizzante e reattivo quando ci sono problemi come questi. Ecco, e quindi possiamo dire che se sarà necessario potranno essere messe sul tavolo delle risorse straordinarie, anche perché parliamo, lo ha detto lei, di una strada olimpica che porta a una località olimpica. Con il verbale che abbiamo stilato in comune a San Vito lunedì scorso, credo che abbiamo messo un ventaglio di operazioni da fare nell'immediato, nel breve e nel medio termine, che prevedono anche un investimento in termini di risorse. Non solo perché ospitiamo un evento così straordinario come le Olimpiadi, ma perché il nostro territorio comunque merita, e lo meritano i nostri cittadini, che non possono sicuramente, se lavorano a Cortina, sobbarcarsi un viaggio di 2 ore e mezza per andare a lavorare. Quindi è evidente che a fronte a dei problemi dobbiamo reagire con prontezza, e anche garantendo quelle risorse che sono fondamentali se si vuole risolvere un problema. Dal locale, De Carlo, al globale, il tema dei dazi. La interpello in qualità di Presidente della Commissione Agricoltura e Industria al Senato, il suo è un ruolo chiave. Prima però di sentire la sua opinione e la linea che intende adottare in queste ore, che sta adottando l'esecutivo, le farei sentire proprio le dichiarazioni di queste ore di Paolo Zabeo della CGA di Mestre. CGA di Mestre che ha rifatto i calcoli all'Export Veneto con i dazi USA, stando ai nuovi annunci del presidente Trump. L'export veneto rischia una perdita secca di 1 miliardo e 500 milioni di euro. Zabeo. Il Veneto ha una elevata diversificazione di prodotti esportati all'estero, un aspetto molto positivo che probabilmente la mette al riparo da eventuali danni legati alle politiche proibizionistiche che stanno proliferando in tutto il mondo. Per contenere i dazi statunitensi sarà inoltre fondamentale trovare nuovi mercati di sbocco delle nostre esportazioni, rafforzando in particolare le vendite nei paesi europei
e potenziando la domanda interna. Grazie a ciò l'economia non potrà che trarne beneficio. Per questo bisogna continuare nella riduzione delle tasse per garantire maggiori disponibilità economiche sia alle famiglie sia alle imprese. Senta, la questione De Carlo è nuovamente urgente, sono scaduti i fatidici 90 giorni che in qualche modo si era dato Donald Trump a inizio aprile, sono ore frenetiche a livello europeo. Che cosa accadrà? Qual è la linea dell'Italia? Il governo Meloni riuscirà a incidere? Ecco, cosa ci può dire in merito a questo? Beh, prima abbiamo sentito anche... Innanzitutto che il governo Meloni ha inciso e come, altrimenti l'Europa avrebbe risposto con dei controdazi a dei dazi, creando una guerra commerciale con quello che è il nostro partner naturale, e cioè l'Occidente, e cioè gli Stati Uniti. Dal loro canto gli Stati Uniti rispondono a una crisi, quella della globalizzazione, in maniera secondo noi sbagliata, cioè alzando dazi e limitando il libero mercato senza tener conto che i dazi, se non sono dazi rivolti a quelle nazioni che magari non adempiono agli stessi standard che adempiamo noi, e quindi a quelle nazioni che magari a cui non si applicano le norme stringenti che noi applichiamo ai nostri produttori, ad esempio, sono una limitazione forte del mercato e non sono la risposta giusta dell'Occidente, cioè quell'Occidente che ha scelto di vivere nel libero mercato. Trump parte da un assunto: ha bisogno di tornare a far produrre negli Stati Uniti. Faccio un esempio che esce dall'agroalimentare. La Stellantis ha acquisito tutti i marchi più importanti statunitensi, Dodge, Chrysler, e ha sostanzialmente delocalizzato in Canada ed in Messico, lasciando 3 dei 4 stabilimenti sostanzialmente chiusi. Oggi Trump fa e poi vorrebbe vendere, o meglio, il mercato di riferimento di Dodge e Chrysler resta agli Stati Uniti. Trump fa un discorso molto egoistico ma molto semplice e dice: scusate, ma se il mercato principale di marchi ex americani è l'America, perché non dovete produrre in America? Quindi dazio a chi produce fuori e incentivo a chi ritorna a produrre negli Stati Uniti. Dal suo punto di vista, cioè dal punto di vista di chi è eletto in una nazione, non fa una grinza. Il problema è che noi dobbiamo fargli capire, e credo che tra l'altro lo abbia capito anche perché c'è un processo di inflazionistico che va ad alzare i prezzi dei suoi prodotti, che noi siamo legati a doppio filo con gli Stati Uniti d'America, e che i nostri avversari e competitors anche economici e anche commerciali non sono gli Stati Uniti ma sono la Cina, sono oggi la Russia, sono quei mercati tra l'altro anche dove noi avremo degli sbocchi. Prima Zabeo della CGA dice una cosa importante, cioè con la stessa capacità straordinaria con cui i veneti hanno sempre reagito a qualsiasi crisi, noi dobbiamo reagire a una crisi verso un partner commerciale che vale il 10% delle nostre esportazioni attraverso nuovi mercati. Lo stiamo già facendo con l'ICE, un grande sostegno ai nostri mercati. Pensate che in India, che vanta 1 miliardo e 400 milioni di abitanti, 300 milioni oggi avrebbero la disponibilità per acquistare prodotti italiani o comunque europei. Quindi ci sono praterie da usare, da usufruire, mercati straordinariamente fertili. Dobbiamo essere bravi, flessibili, ma l'imprenditoria è anche questa. Lo Stato, d'altro canto, l'Italia l'ha detto in maniera chiara che noi siamo pronti e disponibili ad utilizzare anche fondi di coesione per riequilibrare quelle situazioni che non sono riequilibrabili. Chiaro che quindi utilizzare i fondi di coesione per implementare la strategia di diversificazione dei mercati, sostanzialmente questo. Assolutamente sì, e per sostenere quei tipi di prodotti che subiscono più degli altri questo stop in determinati stati, non certo quei prodotti che fanno un grande valore aggiunto. Non la vedo facilmente sostituibile una bottiglia di Amarone negli Stati Uniti con un vino prodotto negli Stati Uniti, però esistono prodotti come quelli dell'automotive ad esempio che devono essere sostenuti perché hanno un valore aggiunto diverso. Certo, ci sono prodotti e prodotti fondamentalmente, quindi rischia di più il manifatturiero, comunque la componentistica per esempio, rispetto all'agroalimentare. Ed è per questo che noi non possiamo avere una risposta solo italiana.
al netto del fatto che questa, quella del commercio, è una delega che ha l'Unione Europea, e noi audiremo in Commissione proprio questo giovedì, approfitto per anticiparlo anche a chi ci ascolta, audiremo il commissario Šefčovič, proprio il commissario al commercio, e cercheremo di capire e di dargli semmai ancora più elementi per fare in modo che non si inneschi una guerra commerciale con Trump, perché è vero che l'Italia avrebbe una corsia preferenziale visti gli ottimi rapporti instaurati con gli Stati Uniti, ma altrettanto vero che non servirebbe a nulla negoziare un qualcosa per l'Italia quando l'Italia è pendente anche lì, soprattutto sulla componentistica, di una nazione magari come la Germania, che se fosse penalizzata dai dazi a catena penalizzerebbe il Veneto, ad esempio. Assolutamente. Senta De Carlo, abbiamo iniziato questo nostro incontro con l'Alemania, con un tema locale, poi il tema globale con ricadute locali dei dazi. Inevitabile parlare di politica. Prima però di parlare di politica le faccio vedere un po' lo stato dell'arte, le ultime dichiarazioni. Possiamo dire che il centrodestra in Veneto è in tilt, soprattutto Forza Italia, Lega, le stoccate sono continue. In casa centrosinistra le cose sembrano andare meglio. Noi ieri abbiamo sentito un po' di esponenti anche locali di Fratelli d'Italia, che dicono, insomma, siamo di fronte probabilmente anche a delle questioni personali. Partiamo da qui, partiamo dalle dichiarazioni di alcuni esponenti proprio locali di Fratelli d'Italia, come Marco Della Pietra. Sentite. Io credo si tratti di schermaglie ferragostiane, sebbene siamo a luglio e non in agosto. Liquida così le tensioni tra Forza Italia e Lega il responsabile enti locali di Fratelli d'Italia in Veneto, Marco Della Pietra. Caldi estivi, bollori elettorali, di fatto questioni personali più che politiche. Che tra il governatore e Flavio Tosi non scorra buon sangue, mi pare che sia sotto gli occhi di tutti, ma già da tempo. Il meloniano porta poi un altro esempio, un altro nome di peso, lo fa ritornando al marzo 2023, quando il leghista Roberto Marcato, che nei giorni scorsi ha di fatto dichiarato rotta l'alleanza con Forza Italia, aveva usato parole durissime anche con i Fratelli d'Italia, una ferita politica mai realmente ricucita. Io voglio militare in un partito che quando Fratelli d'Italia fa queste richieste, la risposta è col cazzo! I toni coloriti, di Marcato li conosciamo, ma ci sta, insomma, che ci sia anche questa così. Però rispetto alle elezioni regionali, insomma. No, io sono convinto che si andrà assieme. Stessa convinzione hanno pure i meloniani di Padova, anche perché poi alla fine decideranno i leader. La palla è rimandata a tavoli nazionali, perché il Veneto, per quanto importante, per quanto con il suo orgoglio, per quanto con la sua specificità, non può rifuggire a un'ottica nazionale di schieramento, che è quella che poi sta facendo vincere il centrodestra. E fare sintesi, si badi, non significa rinunciare al candidato presidente. Per me, naturalmente, come uomo di partito, è auspicabile che ci sia anche la possibilità di un uomo che provenga dalle file di Fratelli d'Italia o comunque indicato da Fratelli d'Italia. Altra variabile è la presentazione di una lista Zaia che potrebbe sparigliare non poco le carte nel già confuso tavolo del centrodestra, e a tal proposito si registrano le parole del ministro Luca Ceriani: l'importante è che Zaia appoggi il centrodestra. Intanto il diretto interessato dal Vicentino torna a lanciare messaggi in bottiglia. Io non ho mai avuto l'idea che chi sta concludendo la sua esperienza in un'amministrazione debba lasciare i pozzi avvelenati, quindi farò in modo che il mio successore o la mia successora abbiano assolutamente la possibilità di avere una regione in corsa e non con il freno d'emergenza tirato. Centrodestra in tilt, centrosinistra compatto con Giovanni Manildo, ma non è tutto oro quello che luccica. L'appoggio di Azione non sembra scontato. Se il centrodestra decidesse di mettere da parte i candidati, quelli conosciuti, e magari tirasse fuori Zopas, capisce che un partito come Azione, con un candidato come Zopas, sarebbe difficile non andargli in appoggio, perché noi siamo per l'imprenditoria, abbiamo delle visioni di questo Veneto di un certo tipo, anche di sviluppo, e voglio dire, Zopas, che viene dalle associazioni industriali, non sarebbe un candidato ottimo per noi.
Insomma, il quadro è molto complesso e in continua evoluzione. De Carlo, lei è il numero 1 dei meloniani in Veneto, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, ha un canale privilegiato ovviamente con la Premier, poche settimane fa l'abbiamo vista a Treviso anche con Donzelli. Possiamo liquidare queste tensioni tra Forza Italia e Lega come questioni personali o c'è dell'altro? Lei si è sempre in qualche modo erto a federatore del centrodestra, ma fino a che punto lei riesce anche a fare da garante, diciamo così, di questa alleanza? Perché i toni sono davvero esasperati talvolta. Guardi, io credo che tutti quelli che pensano che ci sarà un centrodestra diviso alle prossime elezioni fanno una previsione totalmente sbagliata. E quindi credo che sia nell'interesse di tutti oggi abbassare i toni, lavorare sul programma, lavorare sulle cose che ci hanno sempre unito, non sulle cose che ci hanno diviso magari in passato o magari a livello personale, ma che si possa cominciare a ragionare di programmi e poi, ripeto, come noi diciamo da un anno a questa parte, perché oggi sembra una novità, ma noi lo diciamo da un anno, poi dopo porteremo sul tavolo i migliori candidati possibili senza dover piantare bandiere o bandierine per forza, ma convinti di avere anche noi la possibilità di dire la nostra, e ci confronteremo con i nostri alleati e poi chi è chiamato sarà chiamato a fare la sintesi a livello nazionale, perché così è sempre stato. Non si è mai scelto localmente, seppur assolutamente sentendo le indicazioni locali, ma si è sempre scelto a livello nazionale. Il governatore del Veneto non farà esclusione nemmeno questa volta, non farà eccezione nemmeno questa volta, quindi troveremo la quadra migliore, ma io sono molto fiducioso di una pronta soluzione, ma che soprattutto credo non esista la benché minima possibilità che noi si vada divisi, e quindi credo che alla fine, nonostante qualche momento di tensione non certo mai creato da Fratelli d'Italia, che anzi io approfitto per ringraziare per aver mantenuto sempre uno stile che ci ha ormai fatti riconoscere come persone a modo e soprattutto raramente sopra le righe, considerato che siamo il primo partito, quindi abbiamo un ruolo guida, che abbiamo un dovere nei confronti del nostro primo ministro che si fa in quattro per risolvere i problemi di questa nazione. Troverei stucchevole e anzi come mettere il bastone fra le ruote se la classe dirigente locale, anche solo veneta o provinciale, dovesse vanificare o pregiudicare questo straordinario lavoro. Per cui sono e resto fiducioso. Questo è il tema, De Carlo. Un'implosione dell'alleanza in Veneto significherebbe innescare un effetto domino che si trascina fino a Roma, quindi mettere in discussione la stessa sopravvivenza del governo Meloni. La posso dire così? Guardi, può tracciare qualsiasi scenario, però io trovo improbabile, se non impossibile, che si vada disuniti, quindi trovo improbabile e assolutamente impossibile che questo governo possa implodere. Tante sono le cose che dobbiamo fare ancora per gli italiani, e soprattutto io che presiedo una commissione, quindi sono a stretto contatto con i commissari, mai ho avuto, diciamo così, un sintomo qualsiasi, anche con i miei colleghi della Lega. Io c'ho Mara Bizzotto che è in commissione mia, mai avuto un momento di tensione che si riverberasse sul governo, e quindi posso dirlo con straordinaria tranquillità che il governo è stracoeso, e mi dispiace per la sinistra perché per questi 2 anni che mancano e anche per i prossimi 5 credo che non toccherà palla. Alla fine però sappiamo, e poi la lascio davvero De Carlo, che il pallino ce l'ha in mano e non potrebbe essere altrimenti Giorgia Meloni. Sarà Giorgia Meloni poi a decidere anche se vuole o no il candidato presidente. È chiaro, è una decisione degli alleati del centrodestra, però poi alla fine la golden power ce l'ha la Presidente del Consiglio. E quindi i tempi di maturazione di questo percorso. E quindi gli italiani
così come i veneti che hanno riposto in Giorgia Meloni così tanta fiducia sanno che sono in buone mani e che quindi qualsiasi sarà la scelta che Giorgia Meloni farà insieme agli alleati, insieme ai suoi vicepresidenti, sentendo le comunità locali e i partiti a livello locale, sarà la miglior scelta che metteremo in campo anche per la Regione Veneto. Quindi mi sento di tranquillizzare tutti. E si fa prima o dopo Ferragosto? Perché ormai il tempo stringe, il fattore tempo qui adesso a incidere è il fattore tempo. Non credo che incida particolarmente il fattore tempo, ad oggi non abbiamo una data alle elezioni e quindi credo che a catena, una volta decisa la data delle elezioni, si potrà anche ragionevolmente decidere, posto che se la coalizione è compatta possiamo scegliere il candidato anche 40 giorni prima delle elezioni, che non c'è nessun problema. Lo dico da sempre perché l'importante è avere una squadra coesa e forte. Dopodiché chi sarà il leader di questa squadra poco importa, perché sarà anche sotto il profilo dei numeri 5 anni diversi da quelli che abbiamo vissuto oggi. Oggi c'era una forte personalità, era quella di Luca Zaia, che aveva un consenso che andava oltre i partiti. Oggi invece c'è un partito più forte e altri partiti assieme e movimenti civici assieme, e Luca Zaia stesso con cui dobbiamo fare la più larga alleanza possibile, ma perché tutti, qualsiasi, dal primo partito all'ultimo, si senta protagonista dei prossimi 5 anni. Credo che questo sia il compito della politica, sia sempre stato mettere assieme la gente e mai dividerla. Senta De Carlo, lei dice poco importa, ma se fosse lei il candidato presidente a lei importerebbe, no? Non ho sentito la domanda, si sente male. Lei dice poco importa, però se fosse lei il candidato presidente del centrodestra qualcosa le importerebbe. Non sento. No, non coglie, non coglie. Va bene. No, ma guardi, io capisco, se facessi il giornalista e lei, Arboit, è un bravissimo giornalista, farei le stesse domande. Però è altrettanto vero che dall'altra parte invece c'è chi ha una responsabilità, che è quella di tenere insieme un partito che oggi rappresenta il 37,6% dei veneti. Tra l'altro deve anche sedersi al tavolo insieme agli alleati. Se parlassimo di questioni personali verremmo meno, io per primo, al mio compito, cioè il compito che mi è stato affidato da Giorgia Meloni, e cioè non quello di pensare di avere il regno di De Carlo, ma di mettere insieme quanta più gente possibile. Quindi non farei questo ruolo se avessi un interesse personale. Ecco. Quindi a lei Giorgia Meloni ha detto: Luca, tu devi fare il federatore, devi tenere insieme tutti i pezzi. Giorgia Meloni ha sempre detto, anche quando eravamo all'1%, che noi dovevamo essere il collante del centrodestra. Lo abbiamo dimostrato con le scelte, non siamo stati al governo con nessun governo che non fosse espressione solo del centrodestra. Abbiamo detto al nostro alleato della Lega: fai pure il governo con i 5 Stelle, noi non ci stiamo. E quando hanno fatto la grande ammucchiata tutte le forze politiche con il governo Draghi, noi siamo rimasti fuori perché abbiamo promesso ai nostri elettori che avremmo fatto il governo solo di centrodestra. È la stessa cosa che promettiamo oggi, di continuare ad essere il collante del centrodestra. Poi Giorgia Meloni ha affidato a me questo compito 5 anni e mezzo fa in Veneto, e finché io avrò questo ruolo continuerò a comportarmi secondo quello che le indicazioni che mi dà il leader, senza pensare a quello che sarà il futuro di Luca De Carlo. Grazie Luca De Carlo, Presidente della Commissione Industria e Agricoltura al Senato, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. Grazie De Carlo, davvero buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. E saluto e ringrazio, è qui con me in studio, mi ha raggiunto nel frattempo, lo conoscete tutti, il dottor Mirko Casteller, psicoterapeuta. Buongiorno. Un minuto anche per Mirko Casteller, pubblicità, poi parliamo di questi giovani che boicottano l'orale. È boicottaggio? È un atto legittimo di ribellione? Che cos'è? Ce lo dirà fra pochissimo Mirko Casteller. Un minuto e ci siamo. Di nuovo in diretta, ve l'ho già presentato ma lo conoscete tutti, il dottor Mirko Casteller, psicoterapeuta. Oggi con Casteller parliamo di un argomento specifico, di questi maturandi che in Veneto, soprattutto in Veneto, al momento esclusivamente in Veneto, stanno boicottando, tra virgolette, l'orale. Si presentano davanti alla commissione e decidono di non sostenere la prova orale. Lei che idea si è fatto, dottor Casteller?
Ma guardi, io penso sia interessante che questi eventi succedano stranamente in questa regione. Quindi in altre regioni d'Italia sembra che non ci siano eventi simili. E penso che la scelta di non fare l'orale sia una scelta che non va contro la legge, ma va contro le regole sociali. Quindi quasi a dire che il paradosso è che uno studente maturo è colui che non rispetta le regole, che ha una forma di anarchia innata verso un sistema che, a dire di più, sembra essere egemone se non totalitario. Quindi il messaggio che io vedo come messaggio forte, non voglio fare un parallelo storico pesante negli anni 70 con alcuni movimenti politici nazionali che poi hanno agito in modo illegale e pesantemente nel territorio, però io lo vedo un fenomeno pericoloso, non tanto per l'azione degli studenti, ma perché è stato avallato dai professori. Cioè sembra esserci una commistione tra la scelta dello studente e il corpo docente nell'azione di anarchia verso un sistema che pone delle regole che sembrano essere rigide non solo per gli studenti ma anche per i docenti stessi. Cioè un urlo che parte dagli studenti come braccio operativo, definiamolo tale, ma che viene da menti pensanti che a mio avviso non sono gli studenti ma è un flusso di un corpo docente che vede nel sistema regole troppo rigide e probabilmente non adeguate nemmeno alle sfide che noi dobbiamo leggere nella società. Quindi studenti eterodiretti? Ma direi studenti sicuramente non isolati, penso cresceranno. Se non c'è un atto legislativo nazionale che blocchi questo fenomeno, sarà un fenomeno che si dilagherà. Immaginate gli esami universitari, dove c'è la parte scritta e la parte orale. Faremo la scritto, forse, perché non è detto nemmeno che si faccia lo scritto, c'è stato un periodo storico in cui avevamo il 18 e il 6 politico, ed è stato un periodo molto duro in Italia, direi, perché i fenomeni successivi si sono visti, cioè lauree mediocri, diplomi insignificanti, voglio dire, con mancanza di professionalità e competenze. Quindi a mio avviso non è solo un'azione degli studenti, esiste qualcosa di una portata molto maggiore. Ma un tacito accordo, lei dice, o qualcosa di più esplicito? La domanda che io pongo, dando risposta alla sua domanda, è per quale assurdo motivo sono stati promossi? Perché la legge non permette di bocciare qualcuno che rifiuti l'orale. Sì, esatto, nel perimetro della legge, perché gli iscritti erano sufficienti o erano adeguati, si può evitare di fare l'orale. Ma allora, se mi permettete, se io attraverso una rendita di posizione posso permettermi di non lavorare, posso dire alla mia famiglia che la mattina non mi alzo, cioè non vado al lavoro, perché tanto comunque le regole, cosa vuole? Mio figlio, per dire, mi ha chiesto: papà, non fanno l'orale, per quale motivo devo farlo scritto? Tra un po' mi chiederà per quale assurdo motivo devo fare gli esami di maturità. Quindi la commissione valutatrice, lei dice, non doveva avallare, doveva bocciarli. Doveva bocciarli, ma il motivo è molto semplice: non sono state rispettate le regole. La legge però in qualche modo li tutela, la legge nazionale. La legge morale, etica, comportamentale, assolutamente no. Le immagini questi soggetti che domani vanno dal titolare di impresa o dalle imprese, si siedono al tavolo e dicono: no, guardi, io faccio le ore dalle 6 alle 10 del mattino, perché alle 11:30 potrebbe darmi fastidio, oppure alle 4 del pomeriggio, sa, adesso c'è una temperatura un po' alta e quindi non è adeguato. Quello che sta passando, se mi permette, è una forma di lassismo dove chiunque può fare tutto. Chiunque può c'è chi vuole lavorare, chi non vuole lavorare, chi vuole delinquere, chi non vuole delinquere, tutte le età sono di tutti, c'è il settantenne che corre a piedi, che va via con lo specchio. Il messaggio è un messaggio di società fortemente liquida in assenza di regole. Se ci pensa bene, una volta avevamo le famiglie, lo dico sempre, delle regole, oggi abbiamo le famiglie e le relazioni. Attenzione, i genitori, davanti a una situazione come questa, in passato avrebbero imposto regole rigide
allo studente che tornava a casa. Il fenomeno che abbiamo visto sono dei genitori in cui avallano, hai fatto bene, è giusto che tu non faccia l'orale, perché se vuoi la tua autonomia, se tu vuoi la tua libertà, se tu vuoi la tua anarchia, è giusto che tu non faccia l'orale. Ma allora poi nel futuro, quando questi genitori metteranno al mondo dei figli, dove in fin dei conti i figli hanno bisogno di regole, hanno bisogno di posizioni, hanno bisogno di modelli di riferimento, cioè hanno bisogno di madri, padri come modelli di riferimento alla società. Come facciamo a dire ai nostri figli che non devono fare 20 ore connessi alla rete perché la mattina si devono alzare e andare al lavoro perché devono studiare? Cioè io vorrei sapere per quale assurdo motivo dovrebbero rispettare le regole che noi come genitori diamo, quando poi la società avalla modelli come questi. Io avrei licenziato i professori. Se io fossi il ministro, io avrei licenziato i professori che hanno promosso questi studenti. Perché il tema è di rispetto delle regole all'interno di una società che ha responsabilità nei confronti dei propri questo lei dice, ce lo dice la legge morale, l'etica non ce lo dice la legge di per sé, soprattutto oggi no, la legge sembra avere uno spazio per dare la possibilità a questi studenti di non sostenere l'orale. Quindi lei da psicoterapeuta dice una cosa molto potente: non sottovalutiamo quello che sta accadendo. Questo è un segnale di anarchia, questo è un messaggio, un urlo che viene dato ai livelli molto alti anche in termini politici, istituzionali, gerarchici. Solo che non illudiamoci che questo urlo venga dagli studenti, questo è un urlo di sistema. Esiste probabilmente un'area di sistema all'interno del percorso dell'area formativa in Italia che vuole dare una scossa a una forma autoritaria, forse in qualche modo non giustificata o non accettata da parte di alcuni corpo docenti all'interno del sistema, altrimenti non avrebbero mai avallato un percorso come questo. Io non credo che uno studente arrivi all'orale e solo in quel momento evidenzia di non voler fare l'orale. I segnali li aveva già dati prima, probabilmente nel comportamento, nelle dinamiche relazionali, ma soprattutto nelle dinamiche di apprendimento nei 5 anni della scuola che ha frequentato. Quindi il segnale da parte del corpo docente c'era già stato. Assolutamente, l'hanno avuto, l'hanno avallato, benissimo, vuol dire che sono d'accordo nel modello di alterazione delle regole. Quindi non serve mettersi d'accordo verbalmente, ma è per fatti concludenti, diciamo. Assolutamente, solo che quello che mi preoccupa, se mi permette, è che il messaggio che uno studente è maturo nel momento in cui decide soggettivamente di sottrarsi a una prova, lascia degli spazi immensi nella società, perché chiunque di noi in altri momenti potrebbe sottrarsi dalle proprie responsabilità. Ma secondo lei, i nostri avi che hanno combattuto, uso questo termine e non è una questione ideologica o di regime, per questa nazione, sono andati in modo volontario al fronte? Cioè, secondo lei, hanno fatto, cioè, le azioni forti di un sistema nazione sono state fatte su base volontaria? Certo. Cioè, se noi lasciamo al soggetto, al singolo, il poter decidere fuori del perimetro della responsabilità sociale, non tanto dell'atto legislativo, ma della responsabilità sociale, io penso che rischiamo di dare spazio a delle ideologie, e uso un termine pesante, che in un certo periodo storico hanno gambizzato persone perché avevano il coraggio di fare una sorta di riforma del diritto legislativo contrattuale, e conosciamo bene quel periodo storico di persone che hanno espresso una forma di anarchia diretta verso il sistema sia istituzionale che formativo. Ecco, io vorrei evitare queste derive. Quindi ritornare a tempi bui. Il rischio è di ritornare a un certo periodo storico, quindi mi permetto di dire pesantemente che la responsabilità non la attribuirei solo a quel povero studente, ma la attribuirei, che sembra essere anche una persona che ha rivendicato dei diritti, con dei principi, ma io penso ci sia una grossa responsabilità da parte del corpo docente che c'è stato alle spalle e ha avallato tutto questo. Dottor Casteller, grazie davvero per queste sue riflessioni, provocazioni, come sempre molto dirette, che vanno dritte al punto. Allora, grazie Casteller, grazie a voi. Noi ci aggiorniamo presto, anche perché non finisce qui, mi sa, tutta questa vicenda.
Siamo alle battute conclusive. Vi ricordo che rientriamo in diretta alle 18:30 con l'edizione regionale dei nostri telegiornali, 19 Venezia, 19:30 Treviso con Belluno. Subito dopo la sigla c'è il meteo, poi la rubrica agricoltura con Lucio Zanato, Cook Academy, duetto in cucina con Cristina Lunardini e Erika Liverani, e poi il film Remember, un thriller del 2015. È tutto per questa prima edizione, grazie alla regia di Alessandro Granzera e Mattia Pizzaia. Buon proseguimento.